Sui campetti qui di Giovanni Sorce è partito da qualche anno il progetto che interessa i giovani extracomunitari nel nostro territorio. Di che cosa si tratta, Stefano? Devo dire che questo progetto Rete è un progetto molto importante, è uno dei tanti progetti che il settore giovanile porta avanti ed è un progetto che ha una finalità sociale. Infatti l'obiettivo principale è quello dell'integrazione sociale di tutti questi ragazzi che arrivano, minorenni non accompagnati, che arrivano nella nostra isola. Di conseguenza attraverso il gioco del calcio si cerca appunto di fare una socializzazione molto importante. È un'attività che noi portiamo avanti con i nostri tecnici federali che vanno direttamente negli SPRAR a dare un supporto non solo tecnico ma anche di organizzazione, per far sì che poi alla fine di questa manifestazione si arriva a una fase, prima a una vincente, diciamo, regionale, per poi una fase nazionale che si farà a Roma.